Buongiorno a tutti ragazzi, adesso dopo tutto questo maltempo adesso è in arrivo tanta neve, quindi diciamo da mercoledì 6 novembre ragazzi il maltempo investirà anche il sud Italia, però anche sul resto del paese, vediamo più o meno come si muoverà la situazione, però possiamo anticipare questa cosa che da il 7 novembre l'arco alpino vedrà cadere tanta nuova neve, copiosissima, quindi precipitazioni deboli o moderate, ciao. Ma forse, quindi parla di Alpi centrali e sulle Dolomiti, attese per venerdì 8, quindi nevicate possibili sui rilievi alpini fino a quota inferiore, diciamo sui 900 metri, quindi diciamo che può essere pure, non è detto che non la faccia, quindi diciamo che la Dama Bianca, come dicono, ha già raggiunto la scorsa notte, come avevo già detto, il Piemonte, quindi a Bardonecchia, Sestriere, Val d'Aosta, Madonna di Campiglio e quindi nelle prossime ore la neve continuerà comunque a cadere copiosa sull'area dolomitica, quindi si potrà spingere anche molto più in basso, quindi perché ragazzi da mercoledì arriva una perturbazione diciamo gelida quindi dall'Artico, sì. Quindi possibilmente è capace che anche verso giovedì, venerdì potrà cadere anche su, diciamo, parti del nord Italia sempre comunque, quindi massimo ragazzi potrà toccare il centro tipo Bologna, come hai detto tu, però difficilmente potrà toccare zone come Roma, la Campania, queste qua escludiamolo a priori, quindi potrà prendere l'Appennino tipo Tosco Emiliano, quindi potrà prendere Bologna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Diciamo queste qua sono quelle più che potranno forse vedere un po' di neve, anche se non chissà quanto, però diciamo potrebbe tranquillamente buttarla giù. Ripeto, da Roma in giù scordiamocelo, per adesso è ancora troppo presto, perlomeno per noi. Però l'Appennino tosco-emiliano e l'altro Appennino, diciamo, ad esempio, vedi come ho detto io, eccolo qua, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, quindi Toscana, ci può essere, quindi è una cosa del nord e un po' del centro, quindi, ma non già da Roma a scendere giù, no, quindi sulle Alpi ne butterà come dicono proprio pesantemente, quindi il Piemonte sicuramente già lo sta facendo a Bardonecchia, quindi ci sono molti accumuli a Sestriere, Val d'Aosta, verso la zona del Monte Bianco, Alpi Lombarde, Madonna di Campiglio, quindi perlomeno già qua ragazzi lo sta buttando, quindi non è detto che anche a Bologna oppure qualche altra città tipo Milano, tipo Torino non la possa fare, quindi non è impossibile. Quindi questa ondata gelida perché sono in arrivo due perturbazioni gelide, una dall'Artico e un'altra dalla Finlandia, quindi sono due perturbazioni molto gelide, quindi si potrà avere anche la neve dove non ci crediamo, quindi non è detto. Quindi perlomeno in questi giorni la neve cadrà tanta, quindi anche se come ho detto al nord Italia, quindi è una cosa più del nord Italia, quindi Alpi, diciamo le Alpi, Prealpi, l'Appennino Tosco-Emiliano, diciamo zone alte di altitudine, però già da Roma a scendere ragazzi, qua da noi è quasi impossibile, quindi per adesso perlomeno è interessato più il nord e un po' l'Appennino Tosco-Emiliano, questo è. Vabbè ragazzi, vi auguro a tutti buona giornata e come sempre ci aggiorneremo man mano. Quindi ho fatto questo qua perché proprio stanno tanti articoli che parlano di tutta sta neve copiosa in arrivo, ma un po' tutti i media ne parlano pure diciamo americano, pure il modello americano. Tendenza arriva tanta neve, quindi tutti quanti fanno sta previsione, quindi non si sa, comunque nelle Alpi, Prealpi e nell'Appennino Tosco-Emiliano lo farà sicuro. Poi nelle città, ragazzi, potrà capitare città come Torino, come Bologna, come Verona. Lo so, lo so Marina, ma a Roma, guarda, l'ho detto già in partenza, da Roma a scendere giù, mettiamoci l'anima in pace,
al massimo qua può piovere perlomeno. Pure a Salerno stanotte io ho fatto un video, se l'avete visto ragazzi, mi sono bagnato tutto per fare quel video stanotte. Ma ti giuro ho buttato tanta acqua, eppure fa caldo ragazzi, c'è ancora il ventilatore acceso, guarda sentite, penso che adesso lo sentite, no? Cioè voglio dire, io ho fatto tanta acqua ragazzi, ma la temperatura non si è mossa di un po'. Ha fatto grandine stanotte. Se guardate il video quello lì che dico, ma proprio pazzesco, quello di ieri sera, l'ultimo che ho fatto di ieri sera, ragazzi, è una cosa pazzesca. Persiane che ci battevano, mi sono fatto un bagno stando vicino alla finestra, eh. Stamattina il tempo ragazzi è caldo, è aria calda, mo doveva fare freddo, ma che? Non si è mosso proprio, quindi fa ancora caldo, quindi perciò non mi meraviglio. Eppure tutta la notte lampi, tuoni, grandi, non si è capito nulla. Io stavo registrando il video quando ho sentito che si muoveva tutto qua e ho detto ma che sta succedendo? Ho acceso subito il cellulare, ho fatto una diretta, ho messo subito un titolo breve per fare poi l'ho aggiustato dopo, ma non si è capito nulla, grandi nella persiana, acqua dentro casa, perché stavo davanti alla finestra, quindi mi sono fatto come un pesce d'acqua, al finale mi sono andato a fare la doccia perché stavo proprio bagnato al massimo. Quindi però purtroppo per tutto che ha fatto sto ben di Dio fa caldo ancora qua ragazzi, quindi c'ho ancora il ventilatore acceso, è strano ma è così, quindi non è che il tempo è ancora buono, cioè non è tempo, voglio dire che fa caldo ancora. Eppure stanotte l'ha buttata di santa ragione, quindi dopo che ho terminato il video mi sono affacciato di nuovo, ragazzi, stavano proprio i fiumi che scendevano nella discesa qua. Però vai a vedere stamattina e il tempo è ancora un po' strano, sì. Però ragazzi fa caldo, non è. Pare che si era abbassata stamattina presto, però già oggi a quest'ora ragazzi fa caldo come gli altri giorni. Non dico che fa caldo, caldo, però diciamo che siamo un po' sopra la norma. Con tutta quell'acqua doveva fare, non dico freddo, ma fresco sì. Io sto ancora a mezze maniche, quindi si sta ancora bene. Quindi qualcuno dice come avvocatello ha acceso i termosifoni, io ho acceso il ventilatore qua. E vedete, non è che dico bugie, io mi sposto e vado qua, ragazzi, eccolo qui, guardate. Io c'ho il ventilatore proprio vicino al computer, guardate. Non è che lo dico giusto per dire, perché è così, ragazzi. Quindi qua fa caldo. Questa qua è una località dell'Austria. Non è qua, quindi partiamo da questo. L'ho trovata su Pixabay, era senza, diciamo, copyright, e quindi l'ho usata per fare il titolo, diciamo, della neve che dovrebbe arrivare a Nord Italia sull'Appennino tosco-emiliano. Quindi qua purtroppo da Roma in giù siamo condannati proprio, quindi sempre caldo, caldo e caldo. Quindi forse da te, avvocato, un po' di neve la potrà fare tranquillamente. Tu stai in Friuli Venezia Giulia, quindi diciamo che lì le temperature già stanno, pure i ragazzi, mo Mastello 78, il ragazzo che ci segue sul canale, lì ha fatto la neve a Bardonecchio. Io a Bardonecchio ho fatto un sacco di fiere, l'IGM Piemonte già sta nevicando. Già l'altro ieri ho detto a lui, perché lui abita lì, ho detto ma stai, ma come sta la situazione? Ha detto qui, come hai detto tu Giuseppe, a Bardonecchia ha fatto già la neve, quindi ha fatto Bardonecchia e Val d'Aosta, già la neve. Quindi Mastello mi ha confermato che ha nevicato a Bardonecchia, quindi poi adesso devono arrivare due perturbazioni, una artica e un'altra della Finlandia, e quindi credo che non farà in tutte le città naturalmente perché è impossibile, però l'Appennini, Prealpi, l'Appennino tosco-emiliano, diciamo queste e anche a 900 metri, quindi anche a basse quote hanno detto, quindi può darsi pure che ci scappa qualche città tipo Torino, Bologna, Verona, sa, una città così comunque, Firenze. Da Roma ho detto già mettetevi l'anima in pace che non farà nulla. Quindi più o meno il nord è un po' la Toscana. Stanno aspettando la neve? No, qua noi andiamo a mare oggi. Tanto per cambiare, noi purtroppo la canzone Chi stiamo paese romano, chi stiamo paese lo sole è la canzone più azzeccata dei napoletani, diciamo. Purtroppo hanno ragione.
qua la neve è un sogno per noi, quindi quando accade la neve qua è un miracolo qua a Salerno, come a Napoli, come tutta la Calabria, Sicilia. In Sicilia è come se arrivasse Gesù quasi, più o meno. In Sicilia è raro proprio. Quindi da noi è una cosa rarissima. Noi a nord quando fa la neve tutti quanti sono normali, sa? Qua quando fa la neve facciamo festa noi perché non la mai vediamo, allora giustamente quando la vediamo per noi è un giorno di festa, diciamo ragazzi, quindi da festeggiare come diciamo noi. Anche perché poi quando la vedi un'altra volta. Quindi diciamo voi siete abituati al nord a avere la neve, per voi è normale. Invece quando la fa a Salerno tutti quanti felici e contenti perché c'è sta la neve. Poi si blocca tutta Salerno perché nessuno di noi ha le ruote diciamo, quelle adatte per la neve e vedi le auto che girano su se stesse alla fine, tutte quante. Quindi quando ha fatto l'ultima volta la neve 3 anni fa, le auto giravano, facevano tipo le macchine in dozza in dozza, come dico io. Abbiamo fatto proprio un casino, meno male che quel giorno ho preso l'autobus per andare a fare la fiera, perché le auto erano proprio. Ah, il avvocato ti pareva, proprio di una fissazione tiene tu. Tu basta che si parli di roba veloce, proprio una fissazione proprio che tiene. Secondo me quando arriva Natale è festa per te. Ti immagini qua tanta dolce, panettoni con la Nutella, panettoni con gelato. Secondo me, se stavi qua a sud tu, secondo me pigliava 20 kg, pigliava. Penso che qua panettone con la cioccolata, panettone con la Nutella, panettone quello che è candito con la cioccolata, cioccolata bianca, cioccolata nera, poi c'è a volte mia cognata fa il buco nel panettone lo riempie di Nutella, quindi quando vai a tagliare non sai se ci sta un quintale di cioccolato oppure il panettone, non sai che. Quindi proprio un casino proprio, il castagnaccio, i struvoli, a voglia. Poi arrivano tutti i biscotti secchi, biscotti alla mandorla, biscotti ripieni di rum e cioccolato. Quindi qua è proprio un casino, ragazzi. Qua, qua diciamo che inizia il 24 e termina il 7 di gennaio. Quindi dal 24 dicembre fino al 7 di gennaio, ragazzi, è uno scassa tutti i giorni. È tipo delle tonne, vedete delle tonne, se sa quando inizia non si sa quando finisce, è così a noi. Diciamo che molte persone il 31 vanno in ospedale che non si sentono bene perché hanno mangiato troppo. Quindi diciamo è proprio ricorrenza. Poi a mezzanotte, giustamente a Natale e a Capodanno, qua si devono sparare i fuochi d'artificio. Qua fanno la gara a chi spara di più. Quindi chi ha più botte quello spara i fuochi d'artificio. Sì, sì, fanno la gara proprio a chi spara di più, a chi dura di più, capì? Io ho sparato per un'ora, quello vicino no, io ho sparato per 2 ore. Cioè, capì? Incominciano a mezzanotte e si finisce alle 3 qua. Quindi alle 3 se scendi ancora giù, stanno ancora sparando. Fanno la gara a chi è più forte, capì qua? Perché sono tutte fissate. Poi sono tutti ragazzi che stanno nella strada, no? Allora devono far vedere chi è più forte. Chi è più forte, chi ha speso di più alla fine. Quindi chi ci sta, chi fa la. Però ultimamente, fortunatamente, non stanno facendo i fuochi, quelli là forti. Diciamo, fanno i fuochi quelli là pirotecnici. Hanno preso sta fissazione, mo. Quindi non fanno i botti pericolosi, quelli tipo cipolle, trick track, no, no. Adesso si sono fissati tutti poi i fuochi pirotecnici, cioè tutti quelli in aria che si vedono i colori in aria. Quindi allora fanno a chi fa la batteria più lunga, capì? Quella che fanno 1000 colpi, quella che fa 2000 colpi. Quindi adesso hanno preso sta fissazione ultimamente, negli ultimi anni, invece di sparare quei botti molto forti, che pure li fanno, però pensano più a fare i fuochi pirotecnici. Quindi fanno la gara a chi fa più fuochi pirotecnici. Poi pensa che qui tu non puoi scendere a mezzanotte, eh. Quindi anche perché è pericoloso, ragazzi. Qui se scendi a mezzanotte da casa e vai girando, ti arrivano i petardi addosso sicuro. Quindi dobbiamo nascondere bene le auto, metterle in una parte che non ci sono case, quindi perlomeno le andiamo a mettere sul parcheggio
è perché davvero qua succede proprio il casino. Qua la mattina quando ti vai ad alzare arrivano i giornalisti a fare l'intervista perché tutte le macchine stanno tutte scassate, vetri rotti, non si capisce nulla, ragazzi. Il 25 e il primo gennaio, proprio un casino. Qua fanno la gara proprio, fanno. Quindi è proprio un'abitudine. A Capodanno, ragazzi, viene la terza guerra mondiale, come dico io. Quindi a Capodanno io poi faccio la diretta, dopo la mezzanotte scendo giù con quei ragazzi, vi faccio vedere. Non c'è angolo dove non arrivano fuochi d'artificio, botte, cipolle, ci sta di tutto qua. Ma pure qua i compleanni, ogni sera, ti giuro, ogni sera ci sta un compleanno, puntualmente fuochi d'artificio e botti, tutte le sere. Io da qua poi mi affaccio, vedo quello più sopra, quello più sotto, quello di lato. Ogni volta che sento botte e fuoco è un compleanno. Qua si usa fare ogni volta che fanno un compleanno, qualsiasi fanno i bot. Cioè proprio è un'usanza proprio. Sì, avvocati ogni sera, fuochi d'artificio e bot, perché è un compleanno di qualcuno, che ne so. Ma sono 7-8 sere, che tutte le sere, verso 11 e mezza, mezzanotte, puntualmente senti fuochi d'artificio e botti. E io dico forse qualcuno ha fatto i 18 anni, qualcuno ha fatto 15 anni. Poi viene a sapere, uno ha fatto 18 anni, l'altro ha fatto la comunione, l'altro ha fatto il battesimo. C'è proprio l'usanza proprio. No, no, è proprio una fissazione catena. Qua se fai un battesimo, hanno fai i fuochi pirotecnici. Se fai la comunione, la stessa cosa. Se fai 15 anni, fa. È proprio una mentalità proprio così, non ci fai niente. Quindi lascio immaginare il 31, specialmente il 31 a sera, ragazzi, la materna, come dico io, materno è come una polveriera. Se accendo un fiammifero saltiamo tutti in aria. No, no, a me non mi piacciono i botti, la verità, non mi piace spendere soldi così come io dico da scema, proprio non mi piace proprio. No, tanto ci stanno i ragazzi che vanno a vedere, quindi perché spendere soldi? Tanto sto 2 o 3 ore a guardarli. Quindi, a parte che ho paura dei petardi, queste qua, o prendi la miccia un po' corta o che sia, ti salta la mano in aria, vai all'ospedale e dici, sotto mi ha attaccato la mano. Quante persone ci sono rimaste con le mani? Quindi è bello, sì, ma è pericoloso, non da retta proprio. Da ragazzo lo facevo, quindi diciamo che 31 ragazzi, proprio come dico io, qua è una polveriera, poi arriva finanza, carabinieri, polizia a controllare a tutti quanti per vedere dove stanno nascosti, quindi diciamo che il 30-31 è un casino. Poi il 31 sparano tutti quanti, quindi i controlli proprio sono andati proprio a vuoto, come dico io. Non sono serviti a nulla. Quindi diciamo che qua combattono contro i fuochi d'artificio, i botti, però ragazzi, puntualmente il 31 qua non si capisce nulla. Io la chiamo la polveriera, qua poi senti di parlare in mezzo alla strada, chi vuole comprare il trick track, chi la batteria di 100 metri, chi di 200 metri. Quindi fanno a gara proprio ragazzi qua. Poi quando sarà il 31, 24 e il 31 vi faccio la diretta e vedete con gli occhi vostri, anche se sentirete proprio, sai come senti? Sentite l'asfalto che si muove, e allora quando mettono i petardi quelli là forti, senti proprio l'asfalto che si muove da terra. No, avvocato, senti proprio a terra che si muove proprio. Sai, senti quella vibrazione, sai, proprio, eppure sta lontano, eh. Ma nonostante stia lontano si sente proprio quella vibrazione proprio. Sì, pensa che noi a casa dobbiamo tenere si chiamano, le finestre aperte, se no si rompono i vetri. Se hai le finestre chiuse, sai, gli infissi chiusi, c'è il pericolo che si frantumano i vetri. E quindi il 31 a sera rimaniamo aperti proprio per evitare questa cosa. Abbassiamo le persiane e rimaniamo aperta la finestra dentro. Perché se la chiudi le vibrazioni possono rompere il vetro. È strano, ma è così perché sa forte. Quindi i cani poi non lasci immaginare, i cani hanno paura delle botte, un casino proprio. Sì, sì, è così, a volte molte macchine si rompono i vetri parabrezza
Stesso le vibrazioni delle botte, no? Si frantumano i parabrezzi. Non so l'anno scorso quanti parabrezzi si sono rotti così, senza toccarli, solo da lontano, eh. Perché qua quando buttano quei petardi, non so petardi, io li chiamo le bombe là. Tipo trema tutto comunque. Qua si chiama cipolla, tipo è un botto molto grande, tipo come una palla da golf, diciamo così, con una miccia lunga e quando fa la botta, è come se buttassi una bomba a mano, quindi trema tutto ragazzi. Poi ci sono i trick track, sono quelli che fanno ta 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 e poi fanno il botto, però non è esagerato, diciamo. E poi ci stanno i fuochi d'artificio che secondo me sono la cosa migliore da fare proprio, perché così vedi lo spettacolo del fuoco, diciamo, in cielo, quindi vedi i fuochi, diciamo, chi fa la scia, chi fa la stella, chi fa il... cioè è bello anche da vedere visivamente, diciamo. Però il 31 sera di dicembre, ragazzi, esplode di tutto qua. Quindi devi minimo 2 o 3 ore. No, mio zio prima era fuochista, mio zio, adesso è andato in pensione, quindi vengo da una famiglia di fuochisti. La buonanima di mio nonno, come dico io, faceva, diciamo, le cipolle e i fuochi d'artificio artigianali, li faceva coi denti. Lui legava, diciamo, la polvere da sparo con i denti. Lui comprava, sai, lo spago, quello... Hai presente quello che si arrotolano le salsicce? E lui col cartone faceva tutto lui. Li faceva a mano, quindi era pericoloso. Quindi lui prendeva il cartone, faceva la miccia, lui andava a Napoli, comprava la miccia, comprava la polvere da sparo, comprava tutto e poi, anche se non si poteva fare perché è illegale, ragazzi, lo faceva a casa, quindi diciamo era pericoloso perché ragazzi là se sbagli un minimo la fai una sola botta, cade la casa e tutta, quindi il nonno l'ha fatto per quasi 80 anni, quindi il nonno è morto a 86 anni. Il nonno, sì, sarebbe il padre di mia mamma, quindi è morto già che sono 7-8 anni più o meno. Quello là che ti dissi io che aveva figli di qua e figli di là, è quello lì, quello che è andato in guerra a finale, che poi ha fatto figli a destra e a manca. E il nonno, quello là, faceva i fuochi. Sì, il nonno Calantuma, sì. Quindi aveva questa passione proprio per fare i fuochi d'artificio, non i fuochi d'artificio, i botti proprio lui. Lui aveva la passione per le batterie, difatti, come si dicono, le processioni, quando esce la Madonna, hai visto quando esce la Madonna, i santi? Era lui che preparava, diciamo, il tutto per la batteria per le Madonne, per Salerno però, per Salerno e Cava e Vietri. E lui preparava, diciamo, tutto, diciamo, con sta batteria che era composta, che ne so, da 100 track con 100 cipolle, quindi poi dipendeva come la volevano, quindi il nonno si doveva, diciamo, avviare molto prima, quindi se cercavano una batteria tipo di 100 metri, il nonno doveva lavorare almeno 15-20 giorni, quindi il tempo ci vuole. Poi dipende, diciamo, dal santo, che ne so, se esce Padre Pio e la comunità, che ne so, di Cava vuole fare una batteria, allora chiamavano al nonno e il nonno faceva, che ne so, 50, 100 metri, 200 metri, poi dipendeva da quanto uno voleva spendere, ragazzi. Quindi diciamo che uno era proprio appassionato dei fuochi. Quindi lui faceva tutto lui, ma tutto manualmente, senza macchine, senza nulla. Ha fatto sempre tutto con... Pensa che lui stringeva le cipolle con i denti. Pensa un po'. Tipo quando leghi le salsicce, presente quando tu leghi il cotechino che attacchi e stringi, così faceva il nonno però con la polvere da sparo, quindi immaginare solo la paura di tenere tutta quella roba in mano che lì al minimo contatto non la piglia sattinare tutto, quindi il nonno quello diceva sempre che con la polvere da sparo si deve come se maneggiare con cura, quindi non si deve fumare, non si deve
tenere accessori di metallo, quindi perché possono fare una scintilla. Il nonno no, era bravo su questo, era il suo mestiere alla fine, l'ha fatto fino a 80 anni, quindi poi negli ultimi 6 anni si è ammalato un po', quindi poi è morto, quindi diciamo fino a 80 anni faceva il fuochista proprio per professione proprio. Però poi al nonno piaceva quando ce le dava a noi, il nonno faceva proprio dei botti che faceva tremare i palazzi, come dicevo io, no, mi raccomando, amma fa bella figura, come dicevamo noi. Il nonno diceva tu vedi loro ne sparano 100, io ne butto 5 e vedi come se ne cade tutto. Aveva proprio la mania. No, un nonno era è proprio un esperto, sì, sì. Ultimamente, gli ultimi 7-8 anni fa, che il nonno aveva scoperto una tecnica ancora più nuova. Infatti, per far sentire la botta più forte, prima lui usava la base fatta col cartone, quello là spesso. Poi, negli ultimi anni, il nonno aveva preso una tecnica nuova, cioè di mettere sotto, diciamo, la base di plastica, perché diceva che comprimeva meglio. Quindi quando la botta andava, diciamo, a sparare era proprio una, come dico io, proprio una bomba perché stava tipo, faccio l'esempio, l'ovetto Kinder, hai visto che quello è tutta plastica, però immagina una plastica più spessa, quindi una base, e quella base era piena di polvere. Poi lui ci metteva, diciamo, il cartone, le piegature, la miccia e quindi poi le attaccava. Quindi quando esplodeva si sentiva proprio forte, ma tremavano tutto, ti giuro. No, non l'ho mai voluto imparare, nonno. Io volevo, ma non mi è mai imparato. Era un mestiere d'oro, lo so che è, diciamo, illegale alla fine, sì. Però quando lo fai si guadagna una marea di soldi, eh. Cioè tu quel mese di dicembre tu vivi tutto l'anno, capisci? In effetti quel mese che tu fai, se sei un esperto fuochista e la gente viene a comprare, è vero che rischi che ti denunciano giustamente per i botti che fai, però se sei un bravo, con i soldi che guadagni quel mese stai a posto tutto l'anno. Quindi i fuochisti bravi che ci stanno a Napoli pure a Salerno, mo a Salerno non so se ce ne stanno perché oramai vanno tutti a Napoli a comprare i fuochi d'artificio. Quindi diciamo che nonno è stato l'ultimo fuochista di Salerno più o meno. Poi ci stanno, ma devi andare già verso Sarno, verso le zone di Napoli più o meno, paesi che vanno vicino a Napoli. Quindi diciamo che il nonno è stato l'ultimo fuochista di Salerno, quindi già sono 7-8 anni che vanno la gente verso Napoli più o meno. Che poi qua è facile vedere quando è la sera chi vende i botti, no? Anche perché qua fanno tipo quando mettevano le sigarette di contrabbando, mettono un banchetto con i fuochi d'artificio sopra e capisci che quello vende i botti in effetti, però giustamente ha esposto solo quella roba legale, diciamo, quindi poi sotto banco ti venderà sicuramente i fuochi d'artificio, quelli là tosti. No, non sono botti di contrabbando, come ti devo dire, mettono tipo una bancarella, no? Con i fifi, sai, diciamo con materiale, diciamo, cinese, quello là, fuochi d'artificio. Poi, giustamente, se vuoi qualche cosa di pesante, glielo devi dire e quello ti dice, vieni oggi pomeriggio e ci vediamo a tale ora, capì? Perché non li tiene là? Perché sicuramente se arriva un controllo, avvocateo, sai, no? Ma lo sanno pure loro in effetti, quindi lo sa la finanza, i carabinieri lo sanno tutti alla fine, che quelle bancarelle è solo una copertura. Quindi poi vendono i botti di nascosto, però si danno l'appuntamento, non è che ce le hanno là, quindi anche se arriva un controllo, poi il controllo fa la cosa più illogica del mondo. Il controllo che fa, la prima cosa, avvocato, va a casa della persona. Ma secondo te no? Se io vendo i botti, porto i botti, rimango i botti a casa? Cioè, questa è la cosa che proprio è la cosa più stupida da fare. Oppure a casa di mio fratello, è normale che la porterò sempre. Se ho 100 botte, le porto in una parte che non mi è apparente, quindi è così.
È chiaro che i primi controlli vanno a casa di mia mamma, vanno a casa mia, faccio un esempio, quando andavano da nonno andavano a casa di nonno. Ma secondo te il nonno aveva i botti in casa? No, è normale, poi andavano dallo zio, ma lo zio non aveva niente uguale, quindi perdevano solo tempo, ma funziona così, è normale, chiunque fa i botti non ha mai i botti in casa sua, c'è sempre un amico dell'amico dell'amico, quindi molto difficilmente lo troveranno. Però, e questo è illegale, però al finale ognuno è consapevole che va a comprare i botti, quindi poi sei tu lo sai che i botti ti può andare bene e ti può andare male. Stiamo sempre là. Io sinceramente ho paura. I fuochi d'artificio, sì. Invece Enzo, mio fratello, non ha paura, Enzo le butta, proprio se le va a comprare proprio, il 31 non ne vuole sapere proprio, si mette lì. Poi quando è il 31 ti faccio sentire Enzo che compra, poi quando faccio la diretta vedrete. Proprio senti proprio la terra muoversi da terra. Poi i ragazzi che stanno giù fanno a gara, i ragazzi che stanno sopra fanno a gara, i ragazzi nel quadrato la stessa, quindi fanno la gara a chi ha la, diciamo, la botta più forte. Quindi diciamo che qua a sud sono fissati per sti botti pure al Napoli addirittura hanno fatto una botta all'epoca, mi ricordo, ero ragazzo, più o meno ragazzo, però la bomba di Maradona la chiamarono, quindi hanno fatto proprio una super cipolla come chiamo io e l'hanno chiamata la bomba di Maradona. Penso un po', i napoletani stanno proprio sempre più davanti. Quindi diciamo che al sud, lo so, ma qua al sud c'hanno proprio questa passione proprio sfegatata di fare sta corsa a chi è più forte, ma non più forte, a chi ha la botta più forte, chiamiamolo così, va. A me piacciono i fuochi d'artificio, i pirotecnici però, che non sono pericolosi, tu li accendi e ti vedi la scenografia, quelli sono belli. Cioè a me sta botta che fa tremare i vetri, a che serve al finale? Quindi secondo me non serve proprio a niente. Però la gente è fatta così. Ma la gente mo è novembre, mo ti dico io, già verso il 1° dicembre, già incominciano a dire c'ho 100 cipolle, ho comprato, già incominciano a comprare già a dicembre. Già l'8 qua l'Immacolata, l'8 dicembre l'Immacolata, e già l'Immacolata qui viene festeggiata ancora, in effetti il 7 si fa la vigilia. E diciamo facciamo la vigilia e mangiamo la sera, qua il 7 all'Immacolata, diciamo l'8 che sarebbe poi l'8. Sì, si allenano, sì. Quindi poi quando sarà l'8, il 7 sera, anzi, faccio la diretta e vi faccio vedere. Diciamo che l'8 fanno l'allenamento. E il 7, diciamo, è come Natale in effetti per noi, quindi pasta che vongole, calamari fritti, gamberone, tutta a base di pesce in effetti. Quindi non si tocca carne perché giustamente è fatto della Madonna, quindi non si tocca carne, però si mangia a base di pesce, quindi linguini con gli scampi, che ne so, linguini con le vongole, aragoste, astice, sta roba qua comunque, a base frittura, sta roba qui, diciamo. Questo è quello che corre perlomeno, tipo una vigilia di Natale comunque. Panettone, e sta roba qua, mandorle, noci, mandarini, e poi si finisce con la tombola. Che poi la tombola a noi è tipo una guerra in effetti. Quindi la tombola in effetti a noi è parlata, in effetti ogni numero ha un suo significato, quindi poi ho promesso che quando sarà quel giorno che facciamo la tombola faccio la diretta per far vedere che sì, ti faccio sempre, no, che ne so, 23 Oshem, cioè chi fa il tabellone fa i numeri, però la fa modo parlato, capì? Quindi ogni numero c'ha un 71, 71, l'uomo è merda, cioè l'uomo di merda, no? Quindi è diciamo un po' più sfiziosa così. 22, io pazzo, cioè ogni numero c'ha un suo significato, capì? E si va avanti così tutta la 90, la paura, sempre 90 fa la paura qui, quindi ogni numero c'ha un suo significato.
Poi giustamente 23 o scemo a fianco a me, se mai stavano a fianco a te, quindi fai 23 o scemo a fianco a me, quindi diciamo è più divertente così. Quindi si cerca di perdere tempo così fino diciamo alle 2, alle 3 del mattino. Diciamo che la tombola più o meno dopo l'Immacolata, non dico che si fa tutte le sere, ma più o meno quelle 2-3 ore la sera si fa. Però giochiamo di poco, 10 centesimi a cartella, non è che giochiamo giusto per lo sfizio di poi sfortarsi tra di noi. Ho vinto io, ha perso tu, hai vinto ma tutto il casino ha perso 2-3 euro, non è che male che va, Però lo sfizio di stare in compagnia, di mangiare, poi giustamente si mangia pure, quindi mentre fai il tabellone, chi fa il caffè, chi fa qualcosa da mangiare, e alla fine è così, tutte le sere, perlomeno fino all'8 di gennaio. Poi quando farò la tombola vi farò vedere, perché a uno me lo disse, ma è così la tombola? Sì, sì. Quindi ogni numero tiene il suo significato. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, buon appetito a chi sta mangiando, ma penso che già è tardi. Sì, 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 era potuto a lungomare, sì, sì. Poi ogni volta qui al 31 dicembre ci sta, diciamo, un cantante famoso, ma quest'anno non so chi viene. Quindi ogni anno poi arriva il cantante qua a Salerno, diciamo sulla lungomare, e quindi diciamo c'è anche chi va a vedere il cantante. Quindi speriamo che arrivi qualche cantante buono così faccio una diretta, però vediamo prima chi arriva. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, ci sentiamo più tardi, dai. Poi stasera vi aspetto per la live che ho promesso, un argomento che, come ricordate, da fonti complottistiche è una cosa che potrebbe succedere, quindi un argomento molto serio, quindi lo voglio trattare proprio stasera direttamente, così faccio la live diretta. Quindi voglio farlo stasera alle 9 perché ci sta più gente alle 9. Allora lo faccio. Sta ancora un po' depresso ancora da sta cosa qui. Quindi diciamo che poi è un po' preoccupante la cosa. Poi stasera vi spiego tutto. Quindi, però mi raccomando, non facciamo il nome di Astro. Quindi facciamo fonti complottistiche come dico sempre io. Quindi è meglio dire così perché giustamente dopo non vorrei che avrebbe ripercussioni lui, anche perché giustamente non è che potrebbe dire qualche cosina, però qualche cosina ogni tanto, come si dice, no? Un passamano, quindi. Però è ancora incerta la situazione, quindi poi stasera vi spiegherò, quindi ci sta qualche cosa che deve arrivare, però è una cosa un po' strana, però dopo stasera ve lo spiegherò, quindi sono un po' tutti preoccupati, però non si sa, quindi è ancora da vedere. Però stasera in live spiegherò più o meno la situazione come sta, quindi dirò sicuramente da fonti complottistiche e così dico l'ho saputo da amici e basta. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo più tardi, tanto prima delle 9 voglio che ho fatto altri video. Vabbè, arrivederci e ciao a tutti.